Ritorna in onda Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Ma cosa? Anche qui di sopra, di sotto, femo assemblamento. Ma di no, Ciano, non sai che... Bon, lasciamo stare. Oh là, eccoci. Brian, come c'è? Ah, beh, niente di nuovo mi par qua. Eccoci, come c'è? Tutto bene qua? Guarda, tutto altro di poco fa, sa? Ma cosa vuoi? Ah, niente ormai. Ascolta, ma cosa sei dietro a fare che sei tutta così ingroppata? Sono dietro a bacillare un poco in cucina. Ah, e fai robe buone? Ma sì, buono, sto facendo una frittaglia con la fare sopra nuova. Ah, la fare sopra. Sì, e dopo mi ha acciappato il gricchiolo. Il gricchiolo? Gricchiolo? Ma sì, è che mi è venuta voglia di fare un cuculuffo. Marisa? Dimmi, sapevo, sì. Puoi venire di là un attimo? Sì, Ciano, arrivo. E come, dimmi. Scusa, sa, ma magari non mi intendo di cucina. Sì, sapevamo. Sapemo? Sì, beh. Ma a parte questo, cosa andrei a fare in cucina? Ma sì, una frittaglia che mangeremo stasera. È buona, sa? Ah sì, qua è sicuro, però dopo cosa ti ha detto? Che mi acciappa voglia di fare un kuguluf. Un kuguluf? Ah sì, non ti piaci? Ti è sempre piaciuto? Sì, ma come ti ha detto in lingua? Ma kuguluf non si può dire in lingua in triestina. No, beh, certo. Ecco, te parli per italiano, te ha di dire cuculuffo. Cuculuffo. Dai, non sei difficile. No, beh, ti te sa. Ma sì, dai, te che la puoi fare. Cuculuffo. Sta attento alle doppie, Sì, cuculuffo. Ecco, bravo, dai, torniamo di là. Sì. Eccoci, Brian, scusa, sai? Sì, scusane. Come c'è? Tutto a posto? Ah, adesso si cambia completamente tutto. Pare un altro. E dall'altra parte... Loredana, Dimmi. stavo pensando, no? Oh, cazzo, domani mattina mal di testa. Dai, finiscila. E cosa pensavi? Pensavo, dove te volessi andare in ferie quest'estate? Non so, dove che sei? Indifferente. Ma non te ha preferenze? Ma no, indifferente, basta non lavorare. Ma a parte quel, guarda, ho appena trovato un appartamento Urca, e dove? a Grado, ma su una roba bellissimo. Ah sì? Sì, praticamente 80 metri quadri, a un passo dal centro e anche dalla spiaggia. Guarda, l'aria condizionata, parcheggio privato e vista mare. Ma cosa? Cioè, non potremmo andare solo io e te? Anche tu mamma te la devi portartene. E a Casa Stipancic? Buono, bene, buono. Ciano, ma tu cosa dici? Orca, cos'era adesso? Ma un giorno di questi potessimo anche fare un rebecchino coi muli che stanno qua. Ma questi che stanno qua, di là. Ma sì, i muli qua, così, sai, perché non abbiamo neanche fatto ancora. Buono, se vuoi. Ma sì, dai, gli offriamo qualche cosa di bevere, un spricchio, così. Ah, beh. E poi metto un per di sbeccolecchi e via. Ma sì, gli sta, così ci presentiamo. Sì, giusto, faccio un do rotoletti col parsutto, un po' di olive, patatine, salatini, tartinette, così. Oh cazzo, ma viene fuori una cena? Voglio fare bella figura. Sì, buono, ma no occorre incocconarli. Ma non incocconarli, ma un poco gli vuole. Anzi, aspetta. E cos'è?
cosa? Bella idea, potessi mettere anche quello là, tagliere. Ma cosa, un vestito? No, quello coi salumi. Ah, quello. Sì, ho scelto giusto prima in cooperativa, metterò cotto, crudo, salame. Ah, che buono. Ah, e ho anche scelto che era in offerta un doetti di pancetta accoppata. Orca, povera, e chi è stato? Era Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Cioè, ma allora, mammino ho capito, ma questi viene proprio qua dentro? Dove mette la mascherina? Ma no, Ciano, lascia stare.